La prima domenica di dicembre i cagliaritani si dividono. Due mercatini le mete preferite, Viale Trento e Piazza del Carmine. 1 chilometro li divide, ma pare di essere in un mondo parallelo. Cambiano i colori, i profumi, la clientela, i prodotti offerti. Si passa da una moderna portaportese sarda a un salotto cittadino edilizia. Il mercato di Viale Trento a Cagliari. Tutte le domeniche mattina si svolge il mercato del modernariato e del collezionismo. Sono molti i venditori sardi che hanno trovato un equilibrio per la convivenza con i tanti senegalesi, marocchini e cinesi. Ognuno offre ciò che ha e ciò che può. Si va dalla pelletteria contraffatta, alle scarpe Nike ultimo grido, CD musicali piratati, ma si possono trovare anche acquasantiere, santini da collezione, occhiali e bigiotteria. Tra le varie bancarelle si forma la calca. C'è chi cerca qualche idea economica per i regali di Natale, chi si rivolge ad alcune signore polacche per acquistare il corredo per la figlia da maritare. Si vendono anche trapunte, tovaglie, pezzi di ricambio per le auto. E pazienza se non si trova ciò che si cerca. Fare una passeggiata in mezzo a tutti quei colori può sempre dare uno spunto. Dal docente universitario alla casalinga, tutti si aggirano in cerca di un oggettino che attiri la loro attenzione, o un capo d'abbigliamento usato. Fare un giretto in Viale Trento la domenica mattina è un'abitudine, un modo di essere che si tramanda da generazioni. In Piazza del Carmine c'è Cagliari Antiquaria, la prima, seconda e quarta domenica del mese. Si allestisce il mercato dell'antiquariato, dell'artigianato e dell'oggettistica varia. Cagliari Antiquaria comprende una ricca e interessante esposizione di oggetti, mobili e arredi. È il salotto bene della città, visitatori con il vestito della domenica, magari appena usciti dalla messa della chiesa del Carmine. La passeggiata è più elegante, silenziosa, nessuno urla. Tra una chiacchiera e l'altra si ammirano piccoli oggetti o mobili del secolo scorso. Ci sono anche le sculture in legno, l'alta bigiotteria e le tegole decorate a mano. Si possono ammirare servizi di piatti decorati in stile inglese, vecchie poltrone restaurate e tanti oggetti vecchi e nuovi, più o meno utili, di sicuro fantasiosi e originali. La domenica dei cagliaritani si divide in due, ma forse sono soltanto due facce della stessa medaglia. Una città abitudinaria che il settimo giorno della settimana ama riposarsi.